In Veneto, secondo i calcoli di Coldiretti, sono presenti oltre 15.000 ettari di terreni incolti, abbandonati o sottoutilizzati. Per contro, sono almeno 3.000 i giovani imprenditori che chiedono di poter disporre di maggiore superficie agricola per sviluppare la propria attività. A incrociare domanda e offerta ci pensa ora la Banca della Terra, istituita dalla Regione attraverso il censimento puntuale delle aree agricole pubblico-private non coltivate e l'affidamento temporaneo agli imprenditori che ne faranno richiesta. Abbiamo circa 15.000 ettari che potrebbero generare circa 2.000 posti di lavoro. Adesso non so nel dettaglio del Bassanese, ma sicuramente anche nel nostro territorio ci sono sicuramente delle aree che possono essere utilizzate ai fini agricoli. Quindi un'iniziativa importante che va nell'indirizzo del recupero del territorio, ma anche nella creazione di nuovi posti di lavoro. Questo dunque è lo scopo di questa originale banca, ma a quando il suo avvio concreto? E spero entro quest'anno di poter consegnare i primi lotti di terreno soprattutto a giovani agricoltori che hanno intenzione di coltivarli, bonificarli, creando anche del reddito.